dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Quest'anno la solennità di San Tiziano cade proprio in un momento centrale, cruciale della celebrazione del quarto convegno della nostra diocesi. E questa coincidenza mi ha spinto a chiedermi come visse lui, San Tiziano, al suo tempo, l'invito da cui ci stiamo lasciando interpellare in questi mesi di convegno: abita la terra e vivi con fede. La terra in cui visse San Tiziano fu certamente una terra assai più tormentata di quanto non lo sia attualmente la nostra. Possiamo dirlo, credo, senza timore di enfatizzare la cosa. Tiziano guidò infatti la diocesi nel tempo in cui l'invasione longobarda ne aveva spezzato l'unità geografica, con tutte le conseguenze civili e religiose che si erano create. I Longobardi, tra l'altro, erano ancora in buona parte seguaci dell'arianesimo e sappiamo quante difficoltà ha creato questa eresia nella Chiesa. Lo scisma dei tre capitoli, un'altra spaccatura che si era creata nelle chiese di allora, aveva incrinato ulteriormente la situazione, creando una frattura nella comunione tra Roma e molte diocesi dei nostri territori. Come visse la sua fede abitando una terra così tormentata? Non abbiamo certamente molti elementi per rispondere a questa domanda. Possiamo però anzitutto dire questo: Tiziano rimase in quella terra. Il suo predecessore, Floriano, santo anche lui, d'altronde, se n'era andato. Aveva lasciato la diocesi per diventare missionario in terre ancora più inospitali, dice la tradizione, ma se n'era andato. Tiziano rimase. E rimase non per inerzia, ma caricato da una responsabilità che il clero e il popolo gli avevano affidato, quello di guidare la Chiesa di Oderzo, la diocesi. E pur avvertendo il peso e la responsabilità dell'ufficio, rimase in quella terra. Ecco, io credo che questa sia la prima e fondamentale indicazione che San Tiziano ci suggerisce per vivere anche noi con fede la terra in cui abitiamo. Rimanervi, non semplicemente per forza di inerzia, ma con fiducia e responsabilità. Riconoscere in quella terra dove abitiamo non una condanna o un peso, ma continuare a vedervi un dono che il Signore ci ha fatto e che costituisce un appello alla nostra responsabilità. Un secondo tratto con cui San Tiziano visse con fede la terra dove fu chiamato ad abitare fu il suo amore per la comunione ecclesiale. Il suo amore per la comunione ecclesiale. Tiziano dovette mediare la comunione ecclesiale fra popolazioni diverse, fra culture molto differenti, dovette lottare per l'unità e la comunione della Chiesa ferite da eresie e da scismi. Potremmo dire che egli abitò la sua terra vivendo la sua fede in modo autenticamente ecclesiale, dando cioè fiducia a quella comunione data da Dio che precede e anticipa le scelte e le decisioni degli uomini e che va posta assolutamente al primo posto. La comunione ecclesiale non è una cosa che dobbiamo inventare e costruire noi, è un dono che anzitutto ci è dato, che ci precede e a cui dobbiamo aprirci con umiltà e riconoscenza, accogliendolo nei suoi contenuti e nelle sue modalità.
E proprio di questa convinzione sono grato e ricordo con riconoscenza il Cardinal Scola, che ogni volta che ci riunivamo come conferenza episcopale del Triveneto insisteva su questo aspetto. La comunione è un dono già dato, bisogna crederci. E infine una terza caratteristica del ministero di San Tiziano: egli visse con fede nella terra del suo tempo, continuando l'opera evangelizzatrice nel territorio. Sappiamo che il primo annuncio del Vangelo impiegò secoli, non decenni, secoli a raggiungere le zone più lontane dalla città, i pagi, dei pagani, no? Ebbene, nonostante le tensioni e le divisioni che la comunità cristiana viveva nei centri più consistenti, e lì viveva queste fatiche, queste tensioni, nonostante la fragilità e le debolezze dei singoli cristiani, preti e laici e vescovi, Tiziano non smette di diffondere e sostenere la predicazione del Vangelo. Fratelli e sorelle, invochiamo l'aiuto e l'intercessione del nostro patrono. Guardando a lui ci convinciamo che è possibile abitare la terra e vivere con fede anche noi nel nostro tempo. Chiediamo che interceda per noi e con la sua comunione di amore sostenga il cammino della nostra Chiesa. Guarda, o Signore, la tua famiglia che il Vescovo San Tiziano generò con la parola di verità e con il sacramento della vita. Tu che ci hai dato con il suo ministero il primo germe della fede, per la sua intercessione comunica a noi la pienezza del tuo amore, per Cristo nostro Signore.